La settimana del Veneto a Expo ha un calendario di iniziative veramente ricchissimo. Uno degli aspetti interessanti riguarda una produzione tipica del Veneto. Parliamo del Prosecco e parliamo non solo delle bellezze naturali delle colline di Valdobbiadene, che sono parte del patrimonio dell'UNESCO, ma parliamo di un prodotto che è conosciutissimo ormai nel mondo. Quindi brindiamo al successo di questa settimana, ovviamente con un bel bicchiere di Prosecco. Abbiamo cercato di raccontare le origini di questo Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, raccontando soprattutto la comunità che sta alle spalle di questo vino, il senso di appartenenza, la tradizione, ma soprattutto anche proprio questo legame così stretto tra un territorio, un vitigno e un uomo. In Giappone c'è sicuramente un'attenzione a quello che è l'innovazione tecnologica e l'utilizzo di alcune tecnologie, come abbiamo detto, i droni e l'intelligenza artificiale. Quindi sicuramente il racconto che c'è all'interno del consorzio del Prosecco, quindi di una tradizione che si sviluppa negli anni fino ad arrivare all'innovazione tecnologica che abbiamo attualmente tramite l'utilizzo di queste tecnologie, sicuramente può essere un driver per questo prodotto all'interno del Giappone. Sono tante le iniziative che annualmente portiamo avanti dal punto di vista promozionale in Giappone, dalle partecipazioni alle più importanti fiere del settore, a collaborazioni con chef rinomati o bartender anche del paese che si destreggiano nella creazione di nuovi cocktail originali base Prosecco, ma anche a eventi esclusivi Prosecco Doc, dove vogliamo mettere in scena quello che è lo stile di vita italiano, la cosiddetta dolce vita. Prosecco è molto interessante prodotto perché essendo come atmosfera non troppo forte, poi c'è come fruttato, anche infine c'è un po' di come mineralità. Per esempio tempura è uno molto interessante da abbinare perché fritto c'è un po' di grasso, sciogliere con agilità e di questa come salinità. In più anche sushi e sashimi, perché pesce crudo con riso può andare molto bene perché pulisce bocca poi di partire di altro cibo. Ormai il Prosecco noi giapponesi conosciamo che ormai è uno sinonimo del lifestyle italiano, quindi aperitivo sia durante il pranzo, il vino di piacere. In più in questi ultimi giorni la parola più ricercata su social è Italia. Questo fatto vuol dire che quelli che noi vogliamo di più, vogliamo trovare di più qui Expo di Osaka è Padiglione d'Italia. Questo fatto a me piace tantissimo. Salute!